A breve introdurremo un ambulatorio specialistico di chirurgia della mano in cui i pazienti potranno accedervi visitati da specialisti che si dedicheranno in particolar modo a questo. I pazienti individuati come chirurgici avranno già la data per il loro intervento chirurgico che si svolgerà in anestesia locale ambulatoriamente. Anche la chirurgia del piede avrà un suo spazio importante in quanto introdurremo delle iniziative come la chirurgia mini-invasiva che permette il trattamento per esempio di patologie come l'alluce valgo con tempi di recupero più brevi per il paziente. I pazienti potranno accedere a l'una o all'altra struttura a seconda della tipologia delle loro necessità, diciamo, e potranno essere trattati o a Conegliano o a Vittorio Veneto, sempre a seconda del tipo di patologia.